Nei vicoli delle città, dei paesi, soprattutto in prossimità dei forni, si sente già quell'odore inebriante, bellissimo e buonissimo, almeno per quanto mi riguarda, del muffuletto, questo tipico pane che in occasione principalmente della festa dell'Immacolata è una tradizione mangiare, anche se dobbiamo dire che diversi fornai anche fuori stagione, tra virgolette, lo propongono, però le tradizioni sono quelle che contano e un muffoletto si mangia per l'Immacolata in maniera semplice, come lo gradiscono in molti, ovvero con un po' di olio, sale e pepe, altri un po' su consano con un po' di ricotta o qualsiasi altra cosa che può condire appunto quel pane. E l'Immacolata con l'inizio dell'Avvento, la domenica prima, ci porta nel mese di dicembre al rush finale non solo dell'anno ma anche del Natale, uno sicuramente dei momenti più importanti dal punto di vista religioso ma anche della società civile, della tradizione. Nel periodo di Natale e di dicembre sono tante le iniziative che in tutte le parti propongono attività culturali, folcloriche e attività naturalmente anche religiose, ognuno con le proprie tradizioni. Noi questa sera parleremo anche di alcuni aspetti legati alla cultura per quanto riguarda soprattutto la cultura siciliana. Ritorniamo con Target, il vostro talk show preferito sull'LCN 92 del digitale terrestre Televideo Agrigento, che si propone in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e anche in tutto il mondo con lo streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. Abbiamo anche una finestra dedicata e lo spazio su YouTube dove le nostre puntate, così come anche tantissime altre trasmissioni e servizi della nostra redazione giornalistica vengono caricati e quindi potete vederli quando vi fa più comodo. Target che ritorna dopo una pausa di ben 2 settimane, anche noi insomma lo abbiamo fatto tantissime volte, vogliamo ricordare l'amico Gerlando Butera che purtroppo ci ha lasciato, però insomma siamo qua per continuare quella che è la nostra mission per la quale anche Gerlando insomma 40 anni fa circa si è speso per questa iniziativa e questa grande e bella realtà che è Televideo Agrigento. Bene, come dicevo parleremo di tante cose interessanti nella puntata di questa sera, quindi passo subito a presentarvi gli ospiti della trasmissione. Iniziamo dalla mia sinistra, un ospite fissa almeno 2 o 3 volte l'anno è presente a Target, Lina Urso Gucciardino è la presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. Accanto a lei Lillo Montaperto, anche lui componente di questa bellissima realtà di Favara, ma è anche il regista e diciamo così l'ideatore, ecco, il fautore della compagnia teatrale sorta all'interno del Centro Guttuso, l'uno completa l'altro. Proseguiamo con questa bella visione, una lady chef, recente protagonista a Roma per questo Collare Cocorum, Collegio Cocorum, che è un grandissimo riconoscimento per gli chef. Lei è Antonella Chiona. Proseguiamo con il dirigente scolastico, io lo chiamo preside, sono più affezionato, c'è più contatto, Francesco Curabba, che da quando è in pensione, insomma, dice che me ne sto con le mani in mano, assolutamente no, è un ottimo scrittore, un eccellente saggista, parleremo con lui del suo lavoro dedicato a Giuseppe Serroì. E poi ancora con il teatro dei testi queti, insomma, forse questo titolo è nato così un po' per scherzo, ce lo spiegherà lui direttamente, è il regista di questa compagnia che è in scena alla Posta Vecchia e poi inserita anche nel contesto di Rassegnati a Favara, Piero Vita. E la nostra ospite musicale, la bella e dolcissima Beatrice Lodato, che ritorna a Target, era presente con noi anche la scorsa settimana. Allora, preside Curabba, dico bene che insomma il nome del preside dà un senso di, non lo so. Sì, effettivamente è vero.
Cioè, il termine dirigente, insomma, di massima è un termine molto molto generico, però... Il dirigente sa quello che fa i conti, quello che si occupa della burocrazia. C'è lo scolastico che definisce di fatti quali sono i compiti oggi di un dirigente, che sono sicuramente diversi rispetto a quelli del preside di una volta. Tu hai lasciato la scuola quando? 10 anni fa circa? Io ho lasciato la scuola nel 2011. 2011, sono già Oggi 8 anni sicuramente la abbondanti. scuola non è quella degli anni 80, manco degli anni 70. È una scuola molto più avanzata, più evoluta, una scuola molto più positiva, una scuola che dà una formazione più umana, più civile e fa sì che i ragazzi possano meglio inserirsi nel tessuto sociale e produttivo del Certo, paese. gli alunni forse un po' meno, però insomma questo non... Però di massima li vedo meno motivati, meno io ho sempre impegnati, non lo sostenuto so. che gli alunni sono come noi li vogliamo. Ah, ecco, Se certo. vogliamo interessarsi, sono interessati, se vogliamo capaci, saranno capaci. Se vogliamo Quindi gli stimoli li devono dare gli insegnanti insegnanti. a far sì che i ragazzi possano essere attenti alle tematiche che la scuola porta avanti. Bene, parleremo di questo tuo lavoro in seguito, conosciamo anche Piero Vita. Piero, sei già venuto qui mi sembra in trasmissione, no? Il microfono, è la prima volta? È la prima volta. Ne abbiamo parlato però con te, mi ricordo con Gioppino, abbiamo parlato poi di tutta la rassegna. Testi quieti è rassicurante, no? Nel senso, sì, no? Siamo pacifici, no? Spero di sì, più che altro. No, me lo devi spiegare tu perché No, è il nome della tua compagnia, no? Nato per gioco. Così. Un po' più vicino al microfono, per favore. È nato per gioco, Testi Quieti è nato da un'idea mia e di un'altra persona, Elsa Casà, che saluto. Il nome l'hanno scelto mia moglie e il marito di Elsa Casà, perché noi facendo teatro amatoriale ci dicevano sempre che avevamo la testa quieta facendo queste Appunto, cose. vi Appunto, potrete dedicare ci allora a possiamo questo dedicare hobby. Da questo quanto hobby. tempo, Piero? Ma la nostra compagnia è nata nel 2015, però veniamo da altre esperienze prima, ognuno per i fatti propri, poi ci siamo messi assieme dal 2015 che è nata il nostro gruppo teatrale. Proponete che cosa? Un teatro allegro, impegnativo? No, allora noi riflessivo? proponiamo un teatro più che altro moderno. La commedia che presenteremo sabato al Teatro Posta Vecchia è una commedia divertente ma tragica nello stesso momento. Penso che ti ricordi, l'avrai Sì, vista l'abbiamo tu. vista noi l'anno L'abbiamo scorso. proposta 2 anni fa nella rassegna a rassegna. Favara, la riproponiamo sabato. E si Tratta di intitola? Minghia signor Tanelli. Basta, ne parliamo dopo, va bene, abbiamo già detto. E a proposito di teatro, dicevo Lillo Montaperto, componente del gruppo del Centro Guttuso, l'anno scorso ha voluto integrare le molteplici attività del centro anche con il teatro. Ci hanno preso gusto e quest'anno dice lo rifacciamo. Devo dire che è stata un'esperienza entusiasmante, ma l'entusiasmo scaturisce appunto da 2 cose nella sostanza. Uno, perché ama il teatro, perché teatro significa sacrificio e se non si ha la passione e l'amore per il teatro, la lettura, sostanzialmente ritengo che non si possa fare, perché considerato il fatto che si prova, siamo tutti come dire, impegnati nel lavoro, nelle nostre professioni, nel nostro lavoro, ovviamente si inizia a provare non prima delle 9 di sera per finire non prima di 12:30, l'una di notte. Quindi ritengo che si può fare solo per amore e passione. Quindi bisogna avere vera testa queta, no? Bisogna avere... Almeno in quel momento. Io invece sono sostenitore di un'altra cosa, tesi. nel senso che a testa uno va quieta quando cioè, realmente si fa fa teatro, rilassare, perché allora. almeno per quello che mi riguarda personalmente è l'unica valvola di sfogo che ho e che non abbandonerò, spero non abbandonare mai. Perché, E poi inserito nel grande calderone del Centro Guttuso, insomma devo dà dirti anche che forse un ma po'. la soddisfazione personale, infatti poco fa confrontandomi con l'amico Piero dicevo appunto questo: fare teatro è bello perché significa aggregazione, perché significa scambio, infatti non per niente la compagnia nostra del Guttuso si chiama L'uno completa l'altro, perché io parto dal presupposto che ognuno di noi non siamo completi ma ci completiamo tutti assieme. Tasselli che vanno collocando su una accanto all'altra, dico, sì. con il confronto, quindi dico, partendo da questi spunti, la soddisfazione è quella di avere portato l'anno scorso e di essere stato in grado di far innamorare persone che minimamente pensavano di poter salire su un palco per dire io farò teatro nella mia vita, non l'avevano mai pensato, non avrebbero mai come dire, pensato di poter calcare il palco in una scena. Bene, ci sono riuscito e questa è una mia prima soddisfazione. La seconda è che
vista l'esperienza dell'anno scorso, quest'anno sollecitavano loro, perché dicono, ce ne andiamo a fare, che dobbiamo fare, che come dobbiamo mai, fare? che facciamo, e quindi dico, cercando di mantenere un po' gli equilibri di quelli che sono gli obiettivi anche del Centro Culturale Guttuso e gli obiettivi diciamo del teatro, abbiamo voluto scegliere una commedia che sia di pertinenza, quindi il sociale di oggi, e dando uno sguardo anche alla società demografica nostra con cui ci confrontiamo, è venuto fuori una serie Diciamo solo il titolo e poi approfondiamo. Sbirciando è venuto fuori questo, nonno Arzillo cerca compagni. Bene, tutto un programma. Conosciamo anche Antonella Chioma in questa sua Chiona, scusa, di Lady Chef, e questo medaglione che è un Cocorum, È collare, collegio, Cocorum. Un riconoscimento, no? Sì, Cos'è? Un premio, un'attestazione? No, è un riconoscimento ai 25 anni di lavoro, di duro lavoro di chef, che noi puntualmente aspettiamo di riceverlo, però avendo tutti i requisiti, non è che si dà a tutti. Non è soltanto diciamo, l'anzianità di servizio, ecco. Non solo l'anzianità, ma anche la qualità. Sì, esatto. Dove l'avete ricevuto questo A meraviglioso? Montecitorio, a Roma. Direttamente al Parlamento? Sì. Ci ha onorati il nostro Presidente nazionale, in più c'erano molte cariche politiche, tra Meloni, l'assessore all'industria, abbastanza persone, bello importante. Una bella Poi, soddisfazione. Sì, è stato anche un modo di incontrare molti colleghi miei, perché era in tutta l'Italia. Certo, quindi di raffrontarsi, di raccontarsi le proprie esperienze. E poi è stato molto bello perché io per la Sicilia ero l'unica donna. Quindi è stata una cosa Generalmente abbastanza... le donne, insomma, a casa, no, ai fornelli sono loro le padrone. Al ristorante un po' meno. Questo settore per noi donne è un po' penalizzato, perché è un settore che ti... Invece dovrebbe essere una cosa tutt'uno, no? No, Ci le cucina spiego, a casa, ma la cucina no, al ristorante. Perché al ristorante sì, si lavora, però poi si ritorna a casa. Per l'uomo è diverso, è meno responsabile, perché la donna ha i figli da seguire. Siccome è un mestiere, un lavoro che ti impegna 24 ore, la donna non può abbandonare la famiglia, quindi le donne siamo in minoranza rispetto agli uomini. E dovete essere un po' più forti allora, no? Abbastanza, perché abbracciamo tutto. Poi ci racconterai la tua avventura di Lady Chef, allora quando è nata, insomma, come è venuta sta cosa. Sì. E Vine con Lina Urso Gucciardino, insomma, perché lei è di casa e poi è insomma in questa settimana nel clou delle manifestazioni del premio Buttitta, arrivata alla 21esima edizione. 21esima edizione, sì. Sembrano assai, ma credimi, non sono poi così tanti. Vabbè, quelle passate ormai passate. Appunto, c'è sempre tanto da fare, infatti il fermento che c'è per ora, non dico Favara, tutta la provincia di Agrigento, perché sinceramente stamattina ero veramente soddisfatta, perché prima partecipavano le scuole di Favara, tutte le scuole di Favara, quest'anno scuole di Agrigento, di Barrafranca, e credimi la soddisfazione era grande, per dire il premio Buttitta ha credibilità e soprattutto l'entusiasmo quando se ne sono andate di dire: ci consideri parte di voi, noi saremo sempre con voi. E soprattutto vedere i ragazzi. Oggi c'era l'incontro proprio con i ragazzi, perché i ragazzi incontrano le tradizioni. Il tema di quest'anno era il limone, e sentite parlare della classica grattatella nostra fatta con il limone. Qualcuno addirittura, visto che si avvicina a Natale, tu parlavi poco fa, ha fatto un racconto parlando di pupi di zucchero, hanno portato un gesto, cioè la gioia dei ragazzi, che spiegavano tutte queste cose in maniera così bella, così precisa, e ho capito che c'era il coinvolgimento delle mamme, dei nonni, e questo è quello che mi piace del premio Buttitta. E poi per arrivare... non è soltanto del centro, certo, non è soltanto delle scuole, ma anche delle famiglie. E del centro, nel senso che è quello che lo propone, e per farlo da 21 anni vuol dire che il format piace, anche se si rinnova, è coinvolgente, insomma, e dal punto di vista letterario, insomma, coinvolge non solo l'Italia ma anche fuori. Oltre 400 gli elaborati. 427 elaborati, ma sono arrivati dalla Germania, dal Belgio, e vincitori per esempio c'è Tamburello di Milano, un altro di Napoli. È stato bello che quando io ho telefonato convinta, dico, ma vengono da Milano,
Ha detto, signora, ci dice per favore se c'è un B&B in piazza, che noi lo prenotiamo perché saremo presenti. Ma non potremmo essere un po' anacronistici parlando di siciliano, parlare in dialetto, scrivere di cose un po' vecchie, no? No, perché parlare di queste cose non significa ricordare nostalgia, no. Noi portiamo quello che c'è della nostra tradizione per portarlo ai tempi moderni e far sì che prendere veramente quello che di buono c'era, di portarlo ai tempi nostri e far vedere ai ragazzi quando era bello, com'è bello, e quindi è, diciamo, un confronto per far uscire fuori la nostra sicilianità, i nostri valori e far capire ai ragazzi che noi siciliani abbiamo nel DNA valori immensi. Sì, ma questi ragazzi che hanno il tablet, lo smartphone, che parlano tutti in inglese, che guardano i videogiochi, che sono su Amazon, su Netflix, Sì. il siciliano che fa? Se Lo amano? praticamente lo amano se ci sono insegnanti e persone che li abituano. Tanto praticamente stamattina proprio abbiamo avuto questo discorso, dicevamo, mi hanno fatto la stessa domanda che hai fatto tu e ho fatto rispondere ai ragazzi e dicevano sì, è bello, ma erano felici praticamente di sapere il nostro linguaggio, studiare la nostra identità, studiare quello praticamente che è la loro vita, la vita dei loro genitori, dei loro nonni, e ti dico che erano curiosi. Preside, è una riscoperta, perché quando ero ragazzo io a bacchetta mi davano se parlavo siciliano. Oggi al contrario, pure ai tempi miei, perché non bisognava parlare in siciliano. Oggi al contrario, oggi perché la lingua, questo linguaggio che è tutto nostro, è siciliano, viene valorizzato perché effettivamente ci si riconosce nella lingua la nostra storia, la nostra cultura, il nostro passato, e tu potrai guardare meglio e interpretare il futuro. Quindi la scuola di oggi lo favorisce? Sì, Sicuramente sì. C'è una legge regionale che ha, in un certo qual modo, permette alle scuole di poter far studiare ai ragazzi la lingua, la storia, la cultura siciliana. Quindi è un fatto positivo, i ragazzi aggiungono alla conoscenza dell'italiano anche un linguaggio che non è più loro, ma era quello dei loro genitori, era quello dei loro nonni, e delle volte in lingua siciliana si possono esprimere concetti così alti, di alto valore, che non riusciamo a esprimerlo in lingua italiana. Lo avete riscontrato in questi Basta giorni? una parola per poter esprimere grandi concetti. Sì. No, guarda, i in sentimenti lingua... come vengono espressi nella lingua siciliana, la lingua italiana se lo può scordare. Io ho fatto un paragone, non lo so se va bene, tra la lingua siciliana e anche l'inglese. Cioè l'italiano per strutturare la frase è un po' farraginosa, deve girare attorno, sia il siciliano che l'inglese basta una parola per far capire tutto. Ecco, sì. Ti dico, stamattina proprio questo discorso che ha detto il Prese l'abbiamo detto anche là. Io sono stata insegnante, io mi ricordo che i primi anni l'ho fatto a Campobello, vengo a Favara, e facevamo pagare la multa. E io ero una di quelle che facevo pagare la multa. Io ora che dico che i miei nipoti, che parlano tutti corretti, spesso dico qualche parola in siciliano, ditela pure, perché quando si dice Benjamin, lo dice con tutto il cuore, bella mia, è freddo. È freddo. Sì. Piero, c'è anche della sicilianità nel vostro teatro? Sì. Sia in questa soprattutto, perché questa commedia, il titolo, abbiamo riscontrato qualcuno che dal titolo... Poteva fare il paragone con la canzone, insomma. Ma c'è, quella il paragone con la Faletti, canzone non è- c'è, perché sì. l'autore che l'ha scritta, la commedia non è nostra, noi l'abbiamo riprodotta, la commedia è di Antonio Grosso, è un attore napoletano che ha scritto questa commedia dopo che Faletti ha presentato la canzone a Sanremo. C'è un po' di attinenza con quello che dice la canzone? C'è, Sì. c'è perché la commedia tratta di un paesino sperduto della Sicilia, dove c'è una caserma e ci sono i carabinieri, c'è un maresciallo, l'ha puntato, e l'unica distrazione che c'è in questa caserma è un pazzo che ogni tanto va a denunciare furti impossibili.
Poi arrivato a un certo punto arriva da Roma, mandano un tenente perché in quel paese sospettano che ci sia un latitante, arriva un tenente, poi succedono delle cose. La commedia ha questo cambiamento nel primo atto, al secondo atto. E c'è molta sicilianità? C'è sicilianità perché c'è qualcuno che parla in siciliano, e nella caserma, come in tutte le caserme, ovviamente ci sono i vari dialetti, varie persone, i carabinieri che sono di tutta l'Italia, di tutta in l'Italia. generale. Ma c'è molta siciliana perché parla di mafia, si ricordano le persone che hanno combattuto. Non sveliamo un po' tutto, No, altrimenti appunto, perché alla Posta Vecchia poi non ci viene non ci nessuno. viene No, nessuno. so che avete già quasi il sold out a Posta Vecchia, diciamo sì. sì. Mi sembra che ci siano gli ultimi biglietti. La rappresentazione è in programma? Programma sabato 7 alle 21 presso Teatro Posta Vecchia. Teatro Posta Vecchia. Bene, ritorniamo alla nostra Lady Chef. Dicevamo il riconoscimento di 25 anni di attività, ma Antonella, facendo un po' un passo indietro nel tempo con questa nostra immaginaria macchina del tempo, quando hai iniziato a... Allora, io sono nata in questo mestiere perché è un'attività di famiglia. Quindi io sono nata dietro una pentola perché mamma cucinava, avevamo un ristorante, quindi quando lei poi si è ritirata io ho preso le redini di questo È ristorante. venuto naturalmente allora questo, Sì. questo Non prosieguo, ho insomma. fatto corsi per i fatti miei, non ho l'alberghiero sulle spalle, poi io d'esterno ho fatto gli esami per l'alberghiero, perché era assurdo che... Vabbè, però hai la lezione di vita, insomma. Sì, è Che sei quella nata più in mezzo ai importante, cornelli. quella più importante è quella lì, che mamma mi ha inculcato l'amore per la cucina, perché se non hai amore questo mestiere è un po' pesante. Certo. Ripeto, maggiormente per una donna è molto più pesante. La tua è una cucina di tradizione o anche di innovazione? Allora, io ho una cucina che abbraccia un po' tutto, però io prediligo sempre il Mediterraneo, la semplicità e i prodotti locali, i prodotti a Tu si chilometro usa a chilometro zero, insomma, Esatto, io uso il pescato della barchetta, il pescato che mi porta del giorno nella mia pescheria di fiducia, che ringrazio che mi sostengono i miei capricci, e poi amo molto la spontaneità nelle cose. Prediligi cosa? Un primo, un secondo, un antipasto? Qual è il tuo Qualsiasi piatto cosa che mi preferito? ispira, Vabbè, perché- sempre c'è qualcosa che uno dice, questo mi venne buono, in questo senso. Io amo molto il pesce, quindi il pesce è il cavallo di battaglia nel nostro locale. Ci sono spaghetti che io faccio che sono con vongole, cozze e ciliegino, che sono semplicissime, sono sempre quelle più attuali, che non passano mai di moda. Possono esserci 1000 mode, fusion. Costa assai un piatto di pesce? Perché? Non lo so. Costa assai. Se vai a fare un pranzo di pesce, insomma, devi andare intorno... Ma Non diciamo il prezzo, però insomma... Però forse lei dico un materie detto prime, il siciliano pescato, che mia insomma. mamma mi diceva, so come ti una pignata trovi. Ah, ecco, già mi pare logico. Cioè, sì. quando c'è una cosa che costa poco, Qualche deve essere un sospetto po' lo devi avere. sì, titubante. Si può risparmiare magari sulla manodopera, essendo che è un locale a conduzione familiare, risparmiamo sulla manodopera, ma non sulla qualità. Questo, e quindi quando uno dice, ma sa, là vado a mangiare, ma insomma, perché Stiamo attenti. la spesa la facciamo tutti. Certo. Come l'altro Penso che giorno in che pescheria- parlavamo di olio, no? C'è un litro d'olio già in bottiglia, etichettato e venduto al supermercato 3,50 euro o 2,90 euro. E che c'ho? E intanto Sì. lo E sa che che per cioè, quanto io- riguarda le norme sanitarie Voi non potete sono avere il più nord- garantite queste Certo. che il mio L'olio produttore sfuso. Cioè se tu hai la campagna e ti porti l'olio di casa, non lo al perché ristorante ti fanno la no, multa. devo avere la rintracciabilità. La Quindi io tracciabilità, l'olio di certo. casa me lo porto a casa, A casa. e purtroppo lì devo utilizzare degli oli con la rintracciabilità. Sì, perché devono sapere che il E produttore poi, è un esatto, po' il tutto, lotto, eccetera. tutto quanto. Ma ormai nel nostro settore tutte le cose sono così. Antonella, magari poi ti chiederò un piccolo consiglio ai nostri telespettatori per Natale, per magari rendere questo Natale con l'esperienza di una Lady Chef un po' dal punto di vista culinario più importante, con una ricetta semplice oppure qualche piccolo segreto che possono adottare in cucina. Ci siamo dimenticati di Beatrice, no, non è vero che ci siamo dimenticati di Beatrice Lodato, questa piccola grande cantante. Beatrice, tu sei venuta un'altra volta qui a Target, mi pare, l'anno scorso, vero? Sì, sì. Come è andata dall'anno scorso a quest'anno? Hai fatto qualche lavoretto in più? C'è stata qualcosa di bello che ha caratterizzato
Sì, e quest'estate sono andata a Gioiosa Marea a fare un concorso nazionale, ho vinto un premio. Oh, Gioiosa Marea si trova in provincia di Messina. Io ho preso un appunto, diventerò una stella? Sì, sì, Ne hai tutte le caratteristiche, ma sei giovanissimo, quanti anni hai tu? 10 anni. 10 anni, sei ancora a scuola Devo elementare? fare 11 anni a febbraio. Quindi ancora a scuola elementare. Sì, Hai sì. iniziato a cantare quando? Da sempre, forse. Forse un po' da sempre. Però da un anno, credo, un anno e Sì, mezzo. da un anno. Vai alla grande scuola di Liaminio, Di no? Liaminio, l'Accademia sì. Palladium. Ci vuole la bella voce, la dote naturale, però poi la scuola, cioè sia scuola normale che la scuola di canto, ti dà delle Ha indicazioni. cantato per la Mimosa l'anno scorso. Sì, te la sì. ricordi, Lina? Sì. Ah, visto? Era anche lei al Teatro Pirandello? Sì? Sì. Quando c'era Albano. Sì? Ma com'è andata questa esperienza? È bella, Sì, bella. cantare assieme al bar, insomma. Certo. Cosa ci proponi adesso come prima canzone, Beatrice? È Shallow. Vuoi venire al centro allora? Sì. Ecco qua. Prendi il microfono per questo nostro intervento musicale canoro. A voi dalla scuola Palladium di Liaminio, Beatrice Lodato. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is it something that you're searching for? I'm falling. In all the good times I feel myself longing for change, and in your bad times I feel myself. Tell me something, boy. Are you tried that if you die, boy? Or do you need more? Is it something that you're searching for? I'm falling. In all the good times I feel myself lying for change, and in your bad times I feel myself. I wanna deep under the silence, however maybe ground, crushing the surface, running at us, we're far from shallow.
Guardi Beatrice, bravissima veramente, 10 anni appena, veramente una voce timbrica veramente, veramente buona. Allora, preside, dicevamo la tua grande esperienza da dirigente scolastico, poi la pensione, e sei diventato saggista oppure già scrivevi prima, dai? Qualcosa scrivevamo. Sì, anche adesso hai un po' prima, più sì. tempo. Però ho più tempo, quindi mi ci dedico un po' di più, siamo riusciti a realizzare qualche cosina. Perché hai pensato di scrivere qualcosa su Giuseppe Serroi? Perché è un personaggio che era conosciuto così, insomma, aleggiava a Raffadale, c'era un circolo dei civili cosiddetto dedicato a Serroi, c'era una via Serroi, anche da Agrigento c'è una via Serroi, c'è un palazzo Serroi, ma non si sapeva niente, se non pochissimo, di questo Serroi. Qualche anno fa, alcuni anni sono, Salvatore Di Benedetto ha curato una pubblicazione di poesie. Era un insieme di poesie che la famiglia d'Alessandro, che sono dei discendenti del Serroi, avevano consegnato a Salvatore Di Benedetto, il quale li ha sistemati in quel testo e l'ha pubblicato. Io ho avuto modo di apprezzare le capacità di poeta di questo personaggio. Era un poeta fine, un poeta intelligente, un poeta che sapeva verseggiare, mettere in versi sentimenti straordinari, quale sentimento dell'amore della patria, l'amore del proprio paese, l'amore per la sua donna. Un personaggio, un poeta che mi ha attratto in maniera particolare. E ha scritto in lingua siciliana. Il Serroi non ha scritto in italiano, se non una poesia ho trovato scritta in italiano nella ricerca, ma il grosso delle sue poesie, sono tantissime, oltre 100, sono scritte in lingua siciliana. Noi avevamo dedicato, alcuni anni sono, 6 anni fa, avevamo dedicato un concorso in lingua siciliana, il primo concorso regionale in lingua siciliana dedicato a Serroi. Siamo già arrivati alla prossima, sarà la 6ª edizione. Ma di concreto però sulla vita del Serroi non c'era niente. Ogni volta noi ci facevamo forte di questo libro di poesie del senatore De Benedetto, però di concreto non sapevamo chi era, infatti che era stato di fatto il Serroi. E cosa hai fatto, Todoro? Una biografia? Un saggio biografico, più che una biografia è un saggio biografico. Quindi abbiamo scoperto delle cose molto molto interessanti, perché oltre a essere poeta, il Serroi è stato anche uno scienziato, intanto un medico, uno scienziato, un patriota, un politico, un combattente che ha dato lustro sicuramente a queste città dell'Ottocento, dell'inizio anche della seconda metà dell'Ottocento, perché allora campare, vivere 81 anni non era una cosa facile. Certo. Lui è vissuto per 81 anni, quindi è nato alla fine del Settecento, 1798, e morto nel 1881, quindi un periodo importante della storia di questa città. Quindi dicevo, è stato un medico, figlio di borghese per lui per professione, apparentato con aristocratici e raffadalesi, perché la sorella si era sposata con un Alessandro, ed Alessandro erano, diciamo così, una famiglia potente del Raffadale assieme a la Rizza, e così lui, il Serroi, dopo la laurea in medicina, che conseguiva a 21 anni, si trasferisce da Agrigento, dove si sposa con una Cannella, con la figlia del dottore Cannella, proveniente da Favara, dottore Cannella. Inizia la sua carriera di medico, viene apprezzato per le sue doti, non soltanto mediche, ma anche per le sue capacità relazionali, per il suo modo brillante di porgersi, per l'impegno nel sociale che giorno per giorno mostrava a favore della collettività, ma in modo particolare a favore dei poveri. Quindi dopo un periodo, diciamo così, di prova nella borghesia argentina, questo entra nel tessuto non soltanto, diciamo così, medico, ma nel tessuto sociale, produttivo e intellettuale di questa città.
C'è attualità nel suo pensiero, attualità nella sua azione? Sicuramente c'è tanta attualità, in modo particolare direi che va ricordato alle nuove generazioni perché è stato un uomo coerente ai suoi principi. Dicevo, è stato un uomo che si è battuto contro i Borboni, si è battuto contro le angherie, contro i soprusi, contro le vessazioni, l'ha fatto a testa alta e nei momenti più difficili, perché poi lui è diventato un impiegato del comune, perché il comune lo ha assunto come medico e lui poteva benissimo tacersi, invece no, ha continuato la sua battaglia contro i Borboni fino a che i Borboni fossero mandati, sono stati mandati a casa. E se lui, anche nei momenti difficili, non ha mai avuto sempre la capacità di stare a testa alta, di difendere le posizioni, che sono posizioni poi di democrazia, di avanzamento sociale, di avanzamento democratico, l'ha sostenuto pur rischiando la galera, pur rischiando di essere licenziato. Non dimentichiamo che dopo il 48, a cui lui ha partecipato, molte personalità, molti patrioti sono stati mandati esuli a Malta. Il Seroi, per le sue qualità di medico, di professore medico, di medico di alto livello, di scienziato, è rimasto il potere allora. Il potere non l'ha mandato a Malta, non l'ha mandato in esilio, ma lo ha mantenuto a Agrigento perché la sua opera, il suo valore medico era tale che gli ha concesso di poter continuare ad esercitare la sua professione da medico, ma anche da medico delle carceri e da medico dell'ospedale civico. Vedo che ne parli con entusiasmo. Ne parlo con entusiasmo perché è un personaggio che vado ancora approfondito, un personaggio che ha dato lustro a questa città perché si è impegnato tantissimo in un periodo in cui le malattie infettive erano frequenti. Lui si è impegnato molto nel sociale, mettendo a rischio la propria salute, facendo esperienze mediche di valore, tenendo conto che ha salvato tantissime vite umane in un periodo storico in cui ancora non esisteva né la penicillina e nemmeno gli antibiotici. Quindi allora c'era uno studio empirico, c'era uno studio, si curava con le erbe e lui ha proposto appunto un orto botanico, ha proposto ed è stato realizzato verso il 1850 qui a Agrigento, un orto botanico dove lui curava le erbe, le studiava e poi ne traeva tesoro medico per curare alcune malattie. Bene, poi magari ci potrei raccontare qualcosa di più particolare, insomma, qualche aneddoto che magari può risultare più interessante per i nostri telespettatori. Ritorniamo al Centro Guttuso e al premio Buttitta, già iniziato da qualche giorno, si concluderà sabato giorno 7 con la premiazione dei vincitori del concorso letterario e anche con i premi speciali. E quest'anno ha avuto la caratterizzazione di fare un bel gemellaggio con il comune di Giuliana. Con il comune di Giuliana è stata un'esperienza bellissima perché mi sembrava all'inizio strano gemellarci con Giuliana perché non vedevo niente di attinenza, invece a poco ci siamo accorti che avevamo in comune tantissime cose, soprattutto avevamo in comune, ieri infatti c'è stato il convegno all'Ipia Marconi di Favara, perché come dicevo praticamente le scuole sono per noi la base proprio su cui operare, quindi c'è stato l'incontro ed è venuto il nipote di Caronia perché abbiamo due giusti in comune, Giuliana a Caronia e noi abbiamo a Marrone, che sono i due giusti d'Italia ed è stato bellissimo perché effettivamente abbiamo dato ai ragazzi non parole ma esempi veramente di persone siciliane che hanno rischiato la vita, la professione per
liberare e fare del bene praticamente a delle persone destinate a morire in tutti i modi. Ieri proprio a Lipia è venuto infatti il sindaco di Giuliano, addirittura quasi tutta la giunta, perché c'era il sindaco, l'assessore alla cultura, il presidente del consiglio e il nipote di Caronia. Da parte, per quanto riguarda invece Marrone, ne ha parlato il presidente del circolo dell'associazione Marrone, che è Sasa Manganella, Enzo Alessi e Antonio Patti. Un incontro veramente bellissimo, e ci ha fatto capire che non solo questo avevamo in comune, ma tantissime altre cose. E poi la cosa che mi è piaciuto è l'entusiasmo del comune di Giuliana di gemellarsi con noi. E avere una realtà diversa ogni anno ci fa vedere un nuovo modo di vedere la sicilianità, gli usi, i costumi di un'altra, e quindi sono degli incontri che vale la pena fare e di cui siamo orgogliosi di aver avuto anche l'idea di questa nuova iniziativa, diciamo. Insomma, qui c'è il padrino, il padrino della situazione. No, è stato il gancio, perché praticamente della realtà di Giuliana. Ed è stato bello il giorno del gemellaggio, perché praticamente si è unito a noi Lillo Montaperto, qui presente, e la moglie, perché Lillo di Favara, quindi Favara, si è sposato con una di Giuliana, quindi l'incontro era praticamente i due comuni ma anche due persone, e quindi l'unione della famiglia, l'unione di due paesi. È stata una cosa veramente bella. E noi questo gemellaggio lo porteremo appresso per tutto l'anno, perché andremo noi come centro a fare qualche convegno là Giuliana, andremo a visitare il paese di Giuliana, perché dice che hanno un presepe molto bello, ed è questo, è bello, conoscere le realtà vicine a noi, per conoscere le persone, praticamente un altro tipo di vita, perché sono dei paesini piccoli con altre cose da vedere, cose da fare, e per noi è veramente stato una cosa bella, contenti di averlo fatto. Veramente. E poi naturalmente, come caratteristica del premio Buttitta, ci sono le mostre quest'anno dedicate alla fotografia di Carmelo Craparo e alla pittura di Niccolò d'Alessandro, ma quello che è al centro è la cultura siciliana in tutti i suoi aspetti, anche dal punto di vista gastronomico, lo diceva all'inizio, sì. Il limone, questo frutto che tutti conosciamo, che invece si pone per essere usato in tutto, ecco, dal dolce al quando mangiacarne. noi abbiamo pensato a questo premio letterario, perché volevamo dare voce a tanti poeti siciliani e per onorare anche Buttitta per le sue idee di libertà, di forza, quindi sempre per dare esempi ai ragazzi. Poi abbiamo pensato di unire la cultura materiale, e sempre come il gemellaggio con Giuliana. Ma che c'entra Giuliana? Abbiamo detto, ma che c'entra la cultura di Elitti, letteratura con la cultura materiale? E invece no, perché anzitutto è l'arte più antica che c'è, più stratificata, e la cultura materiale si conva veramente a quella che è la nostra sicilianità. Quindi veramente abbiamo iniziato come premio letterario, si uniscono le mostre, poi la gastronomia. Il professore Tesè ha portato la musica che ha veramente reso ancora più prestigioso l'entusiasmo che c'è per il concorso del Festival della Canzone Siciliana Rosa Balistreri, perché abbiamo dato valore ad un'altra grande siciliana quale era Rosa Balistreri. E quest'anno ancora una cosa più nuova, abbiamo anche un concerto di musica classica che ci sarà domani sera proprio al Castello di Chiaramonte a cura dell'Istituto Musicale Empedocle di Agrigento. Veramente al premio Buttitta non ci facciamo mancare niente. Il limone, dicevamo, poi parleremo di giorno 7. Il limone è stato il trade union di questo convegno eno-etno gastronomico. Lady Chef, è vero che il limone insomma si usa un po' dappertutto, no? Cioè, dall'aperitivo al dolce, lo troviamo in tutto il menù. Esatto, è un ingrediente molto principale
in tutto, sia dall'antipasto che anche al dessert. Io addirittura con la scorza di limone faccio le caramelle, oppure con la buccia faccio candita, che è un ottimo digestivo. Ecco, ha visto, quindi Infatti, i abbiamo fini visto pasti, anche il liquore, il limoncello. Certo, il limoncello è classico su tutto. Comunque è molto gradita la scorza candita, che è un ottimo digestivo. E la dobbiamo venire ad assaggiare. Dove possiamo venire? Ristorante Kenya a Porto Empedocle. Ah, insomma, La mia porta è sempre no, aperta. no, anche per saperlo. Dico, come si fa lì nelle televisioni nazionali? No? Tinto, regista Piero Le Causi, giusto? No? Tinto, pubblicità, ristorante Kenya. Ristorante Kenya. Sappiamo dove andare, no? Sì, esatto, a Porto Empedocle. Bene, bene. Il premio, come ha detto Lina, si arricchisce di tante innovazioni, ma anche di tante continuazioni ogni anno. E la cosa che mi tocca di più, anche perché insomma, lo sapete, non è che io posso nascondere di essere parte integrante del Centro Guttuso e del premio Buttitta, e come nella ciclicità delle rappresentazioni, però ogni anno c'è sempre l'innovazione. Ho visto un teatro San Francesco pieno, entusiasta, scuole che hanno partecipato, ma non la canzone con la base, cioè con la musica, 60 elementi sul palco. Tutti musica dal vivo, anche Dal perché vivo. Il premio, Molti sono il anche istituti a festival, indirizzo musicale, quindi diciamo che ce l'hanno nel DNA. veramente ecco. non è un festival delle scuole, diciamo, bambini, di alta classe. Veramente c'era da restare meravigliati di dire quello che fanno le scuole. E naturalmente, come dicevamo, dall'anno scorso è stato integrato direttamente il teatro. La leggenda di Colapesce ha cantato, ha recitato, ha fatto conoscere a chi non lo conosceva il grande Colapesce. Quest'anno invece Lillo, c'è questo nonno Arzillo Diciamo che cerca che la compagna. cerca la Spiegaci, compagna. cioè, non rivelarci un po' tutto, ma Sicuramente, spiegaci un po', insomma, sicuramente. perché tu parlavi anche di questione sociale, quindi... Infatti sicuramente ci stiamo rivolgendo a quelle che, per come dicevo poco fa, le dinamiche del centro Guttuso sono rivolte sempre al raggiungimento degli obiettivi sociali per la crescita, appunto per favorire il miglioramento della qualità della vita, quindi favorendo il miglioramento del pensiero e quindi dell'azione. E come dicevo poco fa, guardando magari un po' la realtà con cui ci confrontiamo, i contesti, ti accorgi che siamo una popolazione che stiamo invecchiando e quindi sostanzialmente emergono quelle dinamiche, quelle problematiche familiari, no? Del tipo l'anziano, il soggetto che resta da solo, che quindi nella sostanza viene ospitato, tra virgolette, ospitato ma dovrebbe essere veramente parte integrante di ogni famiglia, e dove ci sono in esse connessi, dove ci sono i disagi personali, i disagi familiari, la condivisione, dal tetto alla tavola, no? Al confronto, alla condivisione di azione familiare. Per cui emergono tutte quelle diciamo, discussioni o i confronti all'interno, dove possono portare dal disagio anche agli insegnamenti morali, quindi alla trasmissione dei valori di un soggetto più anziano che ha vissuto la vita, ma che comunque vive un disagio essendo da solo, e che quindi poi alla fine dice vabbè, devo trovarmi una compagna, devo ritornare nella mia casa. Con tutte vi lascio immaginare, diciamo, come dire, tutte le azioni in esse e connesse Si ride, si sorride, ma anche si riflette. ma si riflette profondamente e si deve riflettere profondamente, perché intanto bisogna partire dal presupposto che l'anziano è una risorsa di vita per noi. E riferendoci anche, facendo anche riferimento al discorso delle radici della nostra lingua, quindi della nostra cultura, e come diceva bene poco fa il preside, bisogna conoscere bene le nostre radici, il nostro passato, per poter vivere al meglio il nostro presente, per proiettarci ancora di più verso un miglioramento sul nostro futuro. Per cui dico, il soggetto anziano che fa parte integrante di una famiglia, che rimanendo solo, rimanendo anche in compagnia, che però si confronta con un'integrazione, un nucleo di una famiglia giovane, deve essere visto non come un peso, ma come un soggetto da cui attingere quelle qualità, quei valori, quegli incipit che ti può dare
ovviamente trasmesse alla sua esperienza, dalla sua vita. E il teatro è comunicazione, il teatro è cultura, il teatro è confronto, il teatro è aggregazione, e che penso che sia veramente un elemento, uno strumento di crescita, perché per amare il teatro bisogna amare la lettura, come dicevo. Dalla lettura poi si va sul palco, ma non è così facile, non è così breve questo traghettamento tra la lettura e il palco. Magari chi si va a sedere in poltrona aspettando che quel quarto d'ora, che magari lo può pure snervare prima di iniziare lo spettacolo, pare che tutto sia così, una forma, ma non è così, perché sostanzialmente dico, per arrivare alla soddisfazione di aprire il sipario ci sono tanti ma tanti di quei sacrifici, ma il sacrificio diventa doppio però con grande serenità e con grande senso di soddisfazione quando, come dicevo poco fa, tu riesci a portare sulla scena, a coinvolgere persone che minimamente avrebbero pensato di poter svolgere un ruolo di attore su un palcoscenico. Certo, mi vedete e mi sentite un po' senza voce, ma non perché grido con i miei amici della compagnia, ma perché parlo troppo, perché per chi non ha avuto grosse esperienze, diciamo, o per nulla ha avuto esperienze di recita, bisogna fare metabolizzare quei messaggi, perché non è solo la recita verbale, labiale, ma il teatro è mimica, il teatro è postura, il teatro è vivere la dimensione del palco come se fosse la vera realtà. E non è semplice, ma non è nemmeno difficile. E quindi bisogna avere quegli strumenti di comunicazione tale per riuscire a fare prima metabolizzare e poi metterlo in pratica. Appuntamento venerdì. Appuntamento venerdì sera presso il Teatro San Francesco a Favara. L'ingresso è libero, però appunto per mantenere quel senso di ordine abbiamo numerato i biglietti, per cui si arriva al botteghino in maniera molto libera, si otterrà, ognuno avrà un posto. Si siede senza nessuna confusione, anche per evitare che magari si possa dare l'opportunità al furbetto di turno di andare prima e occupare 5 posti con cappello, giubbotto, borsa e quant'altro, e quindi invece così ognuno ha il suo posto regolamentato, e dare anche il senso dell'educazione della cosa pubblica. A proposito di teatro, volevo coinvolgere ancora Piero Vita per questo vostro impegno. Da qualche anno c'è molto fervore a Favara, Piero. Sì, quelle 2 o 3 compagnie storiche dilettantistiche che c'erano, se ne sono aggiunte tante altre, di un sano confronto, direi. Sì, sanissimo sicuramente, perché il teatro amatoriale, o meglio, è un teatro amatoriale, cioè nessuno è professionista, quindi lo facciamo tutti per hobby, come dicevo poco fa a Lillo, con tantissimi sacrifici, per passare del tempo, per stare assieme, perché poi dentro questi contesti si diventa anche amici, si sta assieme, si creano amicizie, si condividono le ansie, si condividono anche le ansie. E poi c'è anche la soddisfazione, oltre di averlo presentato a Favara, poi di spostarsi ad Agrigento alla Posta Vecchia. Questo vuol dire che è un riconoscimento che insomma il vostro lavoro è stato premiato. Vogliamo allargarci per confrontarci, perché è una sfida che vogliamo fare, speriamo che per migliorarsi sicuramente. Mentre l'impegno in rassegna continua, anche voi siete inseriti in questo nuovo cartellone e devo dire molto, molto importante. La prossima settimana avremo ospite Giuseppe Crapanzano, insomma, che con tanto amore e tanta professionalità ha preparato questo cartellone che vede coinvolte, oltre alle realtà locali, anche delle belle professionalità regionali. Voi l'anno scorso insomma avete fatto sold out e replica, credo? Sì. 2 anni fa c'era. 2 anni fa, anche 2 anni fa. Noi, da quando è nata Rassegnati, noi ci siamo. Per la 4ª volta ci siamo. Pubblicamente ringrazio Peppe Cioppino, perché se è venuto fuori questo fervore, come dicevi poco fa, bisogna dargli un po' di merito, perché diciamo che si era un po' nascosta questa voglia di fare teatro, perché sappiamo benissimo per le vicissitudini del teatro San Francesco a Favara, però lui ha dato l'input a tantissimi per riprendere come Lillo,
Lillo è storico, diciamo, uno storico di Favara che fa teatro, io diciamo che sono più giovane e tantissimi ci siamo messi a farlo perché c'è stata questa possibilità. Tu assieme a Casal, dicevi prima, sei anche il regista. Come scegliete il testo da rappresentare? Il testo da rappresentare lo studiate scegliamo prima, noi, o avete facciamo... un'idea, ci vogliamo fare qualcosa da ridere, qualcosa di classico? Ma, dipende di quello che troviamo. Per esempio quella che presentiamo sabato è una commedia diciamo seria, molto seria, perché parlerà di mafia. Quella che presenteremo per esempio nella rassegna è una commedia brillante. Quindi li cerchiamo, ci aggiorniamo, andiamo fuori a vedere altre compagnie, ci confrontiamo. E nell'individuare quella persona per interpretare quel personaggio? Là è un po' difficile, perché... A volte si trova magari qualcuno che il ruolo è proprio suo. Sì. Qualche altra volta si deve creare, noi insomma, fino ad oggi, aggiustare. io ed Elsa fino ad oggi, fortunatamente, perché non è semplice, prima scriviamo e poi capiamo a chi dare le parti. E avete trovato insomma gli individui giusti? Sì, linea di massima sì, però parliamo sempre di teatro amatoriale ovviamente, giusto? Però si cerca di farlo nel miglior modo possibile per far divertire la gente, ci divertiamo principalmente noi, ma certo. Poi... Presidente Curabbe, il tuo rapporto col teatro? Devo dirti che mi piace tantissimo, ma non sono stato mai... Spettatore solo allora? Sono spettatore, spettatore. Ma mai dire mai nella vita. Con piacere. Mai dire mai, Presidente. Il nostro laboratorio è aperto. Venerdì va a Favara e sabato. Antonella, col teatro forse non ne hai tempo. Manco per vederlo magari, no? Ci provo, ma a livello scolastico anch'io ho fatto qualcosina, però poi i fornelli mi hanno chiamato a dovere. E a proposito di Fornello, ti chiedevo insomma di dare qualche dritta, insomma qualche indicazione. Per Natale dobbiamo mantenerci sul tradizionale o possiamo un po' divagare un po'? Allora, divagare sempre nei limiti, rispettare il prodotto che c'è di stagione, non andare oltre di comprare cose che non sono nostre. Io prediligo per ora il periodo del baccalà. Non c'è Natale senza baccalà. Guarda. Senza cardi fritti, io sono molto tradizionale. Cioè, fritto forse è lo so, però cardo fritto, broccolo fritto e broccolo fritto. A Natale con la pastella o senza? Con la pastella. Con la pastella. La mamma veramente li faceva in due modi, o con la pastella o con la mollica condita, come se fossero cotolette. Li faceva così, e i cardi me li faceva così. Pure mia moglie predilige la pastella, lì tra il pubblico, magari poi deve dare qualche dritta dalla lady chef. Ma sai, è che la pastella quando poi è fredda diventa gommosa, invece con la mollica più fredda è più buona è. Più buona è. Cioè, a me è un mio parere. Quindi la notte di Natale cosa facciamo? Cose tradizionali. Rispettiamo le tradizioni, che abbiamo bisogno di tradizione. Pesce o carne? Pesce. Però il Natale 25 è un brodino. Ma non siamo, i brodini lo lasciamo a Piemonte, a Lombardia, noi siamo per le cose brodo più... di cappone va. Un brodo ci vuole, no? Un capone che fa? No, non è ognuno a casa propria c'ha nostra, qualcosa. Signora, non è cosa nostra. No, il brodino lo lasciamo in Emilia Emilia Romagna, Cappelletti. Noi siamo per il baccalà fritto con le broccole, la zucchina con le olive, le cose tradizionali. Baccalà fritto anche nostre. con le olive nere, sta Buono, bene. buono. Basta, lasciamo perdere. Abbiamo Lina, prodotti nostri. Dicevamo il sabato, giorno 7, si conclude il premio Buttitta, l'assegnazione dei vincitori del concorso letterario, ma anche il conferimento dei premi speciali. E so insomma che quest'anno ci sono belle grandi realtà. Sì. Marammi al Masri della letteratura, Don Diego Acquisto per il giornalismo, Nicolò D'Alessandro per la pittura, Carmelo Capraro la fotografia, Anna Maria Vanner per la musica, poi abbiamo Fabaria Folk praticamente per le tradizioni popolari, Piero Sicurelli la legalità, e abbiamo Italia Iniziative per l'imprenditoria, e poi Favara Runner impegno sociale,
e Favaria Fradici Runner, sempre l'impegno sociale, e Nino Santullo per la medicina. Veramente sono tutte persone che portano veramente lustro non solo, diciamo, alla nostra provincia, ma veramente a tutta la Sicilia. E come sempre, diciamo, avremo le scuole sempre con noi, con la degustazione dei nostri prodotti tipici, e a cura anche della scuola alberghiera pure di Favara, con gli interventi artistici del nostro attore Lillo Montaperto, di Claudia Rizzo e Fabbaria Folchi. Presentano, come sempre, il nostro Peppe Moscato e Daniela Spalletta. Lo dovevi dire, lo dovevi dire. Bene, siamo arrivati praticamente quasi alla fine del nostro appuntamento, più di un'ora è volata veramente. Adesso daremo di nuovo il microfono a Beatrice e intanto avviso i nostri ospiti di preparare un bel saluto. Preside. Signori, insomma, voi sapete che qua noi non salutiamo soltanto dicendo grazie e arrivederci, ma voglio che i miei ospiti lo facciano in maniera particolare, con una frase, una citazione, un pensiero, insomma un qualcosa che voi volete comunicare ai nostri telespettatori e che naturalmente fa parte del vostro essere e per il quale qui vi ho invitati. Mentre ritorniamo a Beatrice Lodato. Beatrice, non abbiamo detto di dove sei tu? Io sono di Delia, provincia Caltanissetta. Ah, di Delia. Finisce adesso la quinta elementare, abbiamo detto, poi sì, vai in prima media. Hai qualche già pensiero per il futuro? Ancora è troppo presto. Ancora un po' presto, dai, ancora viviti questa bella giovinezza, e naturalmente le due scuole devono andare avanti, no? La scuola normale, che deve essere brava. Papà, mamma, è brava questa ragazza a scuola? No? Sicuro, eh? Voglio vedere la pagella, voglio vedere, se no non la faccio entrare più a Target. Non dico di avere tutti 10, diciamo un 9 solo glielo possiamo permettere, va bene? E poi naturalmente la scuola d'Aliaminio per perfezionare la tua voce e il tuo canto. Cosa ci fai sentire adesso? Che mi importa del mondo, di Rita Pavone. Prego, conquista ancora il nostro centro palco e poi naturalmente i saluti finali di Target. Beatrice Lodato. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me. Pa, 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 pa. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento, amore mio, duri tutta la vita. Amore, amore, stringimi forte. Amore, amore, a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me. Amore, 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 a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me. Se tu sei con me. Se tu sei con me. Brava, brava Beatrice.
Bene, iniziamo proprio da te allora. Come ci saluti? Col tuo pensiero? O un semplice ciao? Che dici? Va bene, ciao. La dobbiamo fare svegliare un po' questa ragazzina, è ancora timidina, va bene? Ciao, bene, bene. Grazie a Beatrice Lodato e vai avanti perché sei sulla buona strada. Grazie a Piero Vita e con lui e a tutti gli amici Testi Queti. L'appuntamento di sabato ve lo voglio rinnovare io, lui invece ci saluta. Io saluto tutti e siccome la nostra commedia parla di un tema molto importante, purtroppo che c'è dalle nostre parti, speriamo in un futuro migliore per tutti e soprattutto per i giovani. Grazie della presenza e della partecipazione a Francesco Urabba e al suo saggio su Giuseppe Serrei. Io ringrazio voi e nello stesso tempo saluto i cittadini argentini, ma andiamo anche oltre, augurando loro un buon Natale e convinto che sarà la cultura a salvare questa nostra umanità. Grazie a Antonella Chiona e complimenti per il suo medaglione conquistato dopo 25 anni di brillante carriera. Io vi ringrazio di avermi dato questa opportunità e ho dimenticato di dire che questo qua l'ho dedicato a mio papà che ci teneva tanto, che purtroppo non è più in vita, però è sempre presente. Auguro a tutti un buon Natale e una sana tavola di Natale. Grazie a Lillo Montaperto e con lui a tutta la compagnia, l'uno completa l'altro, appuntamento venerdì al Teatro San Francesco di Favara. E allora io auspico che tra una risata e l'altra possa venire fuori da una riflessione sana su quella che è l'importanza del soggetto anziano oggi nella nostra società, dove veramente poter trarre tutte le positività per migliorare appunto la crescita in ognuno di noi, crescita morale. Grazie a Lina Urso Curciandino, a tutto il centro Guttuso per il premio Buttitta e per tutte le grandi progettualità che ormai da 35 anni porta avanti. Io dico ai giovani, la vita è un dono, un'esperienza meravigliosa, straordinaria, unica. Non sciupatela, riempitela di valori, ma soprattutto di tanto amore. Grazie a voi della vostra presenza e partecipazione, grazie al mio cameraman preferito Giuseppe, al regista Piero Licausi, al direttore Arturo Candella e soprattutto al mio gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.